9 condanne e una assoluzione al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato contro i fiancheggiatori dell'ex reggente di Cosa Nostra Agrigentina Giuseppe Falsone. E questo è il verdetto emesso dal GUP del Tribunale di Palermo Lorenzo Iannelli. La pena più alta è stata inflitta al boss campobellese Giuseppe Falsone, condannato a 18 anni di reclusione. L'accusa ne aveva chiesti 20. Il processo è scaturito dall'operazione antimafia denominata Maginò del luglio dello scorso anno. Condannati a 8 anni e 8 mesi Salvatore Monreale, 42 anni di Favara, e Antonino Pirrera, 59 anni, anch'egli di Favara. 8 anni per Carmelo Cacciatore, 47 anni, e Francesco Caramazza di 38, entrambi di Agrigento. 6 anni per Calogero Pirrera, 73 anni di Favara, e Liborio Parello, 41 anni, agrigentino. 2 anni e 8 mesi di carcere per Giuseppe Maurello, 42 anni, di Lucca Sicula, e Antonino Perricone, 41 anni, di Villafranca Sicula. Assolto invece Giovanni Vindi, 42 anni, di Ribera. Il PM aveva chiesto 10 anni. L'inchiesta Maginò, condotta dalla Mobile con il coordinamento della DDA di Palermo, ha consentito di individuare i picciotti e i capifamiglia al servizio di Falsone, che costoro avevano assunto nel periodo della latitanza del capomafia a Marsiglia. E intanto è attesa per mercoledì 13 giugno la sentenza del processo antimafia denominato Grillo, che si sta celebrando con il rito abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo Giovanni Francolini. L'inchiesta, che anche in questo caso è coordinata dalla DDA, ha consentito di fare luce su 12 omicidi e 6 tentati omicidi perpetrati negli anni nel contesto della sanguinosa faida mafiosa dell'Agrigentino. Il pubblico ministero, al termine della sua requisitoria, ha chiesto la condanna per tutti gli imputati. Il carcere a vita è stato chiesto per Salvatore Fragapane di Santa Elisabetta, Josef Focoso di Realmonte e Calogero Salvatore Castronovo di Agrigento. Inoltre 30 anni di carcere la richiesta per Giuseppe Fanara di Santa Elisabetta, 10 per Pasquale Fanara di Favara e di Maurizio Di Gati di Racalmuto, 4 anni per Alfonso Falzone e Giulio Albanese di Porto Empedocle. Chiaramente di parere opposto i legali degli imputati, che al termine delle requisitorie hanno chiesto l'assoluzione per i loro assistiti.